Ci saranno tutta l'estate e l'autunno per preparare la nuova campagna elettorale del Consorzio di Bonifica Brenta, l'unico tra i 10 in Veneto a non aver eletto i propri vertici. Lo stallo, durato oltre 4 mesi, è culminato con la nomina a commissario straordinario di Luigi De Lucchi. Ora la Regione Veneto, con una delibera di giunta, ha indetto le nuove elezioni per domenica 14 dicembre. Sarà passato esattamente un anno dalla contesa che aveva creato di fatto due maggioranze, entrambe indebolite dal fatto di non avere i numeri sufficienti per nominare presidente e vicepresidente. Da una parte la lista L'Acqua e Vita si era aggiudicata 10 consiglieri, dall'altra c'erano i 7 di Coldiretti, Confagricoltura, CIA e i 3 di Acqua, Agricoltura, Ambiente. Veti e controveti, proposte e controproposte, assemblee senza numero legale si sono succeduti per settimane senza portare ad una scelta condivisa. Al commissario tocca garantire la gestione ordinaria e la continuità dei servizi di un ente che gestisce un territorio di 71.000 ettari su 54 comuni delle province di Padova, Treviso e Vicenza, per una popolazione stimata di 250.000 abitanti. Il turno elettorale, che riguarda tutti i proprietari di beni immobili, seguirà di alcune settimane il voto amministrativo per la regione. Con più di 6 mesi davanti, i contendenti che per tutto l'inverno e metà primavera scorsi non sono riusciti ad arrivare ad un punto d'incontro dovranno nuovamente calibrare la scelta dei candidati e le eventuali alleanze per dare al consorzio una guida autorevole e capace di fare le scelte strategiche di cui il territorio ha bisogno.